Buongiorno. Come sapete, per l'identitario io sto curando questa rubrica video, ma anche una rubrica scritta. Per quanto riguarda la parte scritta, io ho fatto un vero e proprio piano di lavoro, quindi ho già programmato gli argomenti da trattare e l'ordine in cui verranno trattati. Quindi chi si conserverà questi articoli alla fine avrà una vera e propria opera su tutto ciò che è successo nel nostro povero Sud dal 1860 fino a oggi in tutti i campi. Per quanto riguarda invece la rubrica video, voglio tenermi le mani più libere, voglio avere la possibilità di operare anche in maniera più estemporanea. Cosa significa? Significa che se nel corso della settimana c'è qualche manifestazione, qualche evento che vale la pena di segnalare, io intendo parlarne. Se esce qualche libro importante, appunto, intendo parlarne, oppure se capita che nei giorni precedenti io legga qualche brano interessante, poi lo condividerò con voi. Quindi procederò o anche per questa parte video un programma di massima, ma non è un programma da rispettare in maniera ferrea. Per quanto riguarda la rubrica video, io vorrei approfondire un tema, cioè come è stato possibile che partendo da una situazione grosso modo simile tra il sud e il nord da un punto di vista economico, si sia poi arrivati all'attuale abisso. Non parlo neanche di divario, parlo di vero e proprio abisso che c'è in questo momento tra il nord e il sud. Un abisso che oserei definire oramai quasi incolmabile. Ho detto che siamo partiti da una situazione grosso modo simile, però, per dire la verità, il Sud era, da un punto di vista economico, in tanti campi più avanti rispetto al Nord. Certamente era più avanti rispetto al Lombardo-Veneto, perché la Lombardia e il Veneto in sostanza erano una specie di colonia, erano colonie dell'impero austro-ungarico che utilizzava questi territori come mercato per le proprie industrie che all'epoca erano già abbastanza in difficoltà. Quindi c'è poco da discutere. Il Lombardo-Veneto era in uno stato di estrema debolezza da un punto di vista economico, ma anche rispetto al Piemonte il Mezzogiorno stava avanti. Basta pensare alla quantità di denaro circolante. Il circolante del Piemonte era di 27 milioni, il circolante del Regno delle Due Sicilie era di 443 milioni, il che significa che l'economia piemontese per girare, per funzionare, aveva bisogno di 27 milioni, che erano una cifra ridicola rispetto ai 443 milioni utilizzati invece nel sud Italia. Quindi 27 milioni per l'epoca erano una quantità di circolante tipico di una economia piuttosto asfittica. Anzi, con il tempo, più avanti, parleremo anche del fatto che in realtà questo Piemonte così industrializzato come ce lo vogliono far credere non lo era per nulla. Ma non è questo il tema di oggi. Oggi voglio fare una panoramica generale, voglio cioè elencare tutti gli episodi accaduti dal 1860 fino ai giorni nostri che hanno rappresentato un trasferimento di risorse dal sud al nord. Questi episodi, come vedrete, si susseguono a ritmo piuttosto incessante, sono piuttosto ravvicinati tra loro, ma non sono tutto, nel senso che questi episodi rappresentano la punta dell'iceberg. In realtà ci fu una vera e propria politica generale che riguardava anche la vita spicciola, diciamo così, economica di tutti i giorni, ci fu una vera e propria politica, dicevo, di sfruttamento del Sud. Incominciamo quindi a vedere quali sono questi episodi significativi, questi episodi con i quali le risorse del Sud piano piano, poco per volta, vengono trasferite al Nord. La cosa paradossale da dire è che in realtà più ci avviciniamo al contemporaneo, più ci avviciniamo ai tempi nostri e più questo
questo trasferimento diventa importante, più diventa questo fenomeno addirittura irreversibile. Non che all'inizio non ci siano stati episodi significativi, ma all'inizio e per lunghissimo tempo l'economia del Sud è riuscita a difendersi, poi vedremo in che maniera, grazie alla intelligente attività del Banco di Napoli, che creò una specie di ombrello con il quale proteggeva l'economia del Sud. Il primo episodio che danneggia enormemente il Sud è quello che riguarda l'ampliamento della rete ferroviaria meridionale. Quando nel 1860 il Sud viene conquistato, questi lavori erano già cominciati e avrebbero portato alla fine ad una linea ferroviaria di 1500 chilometri. I lavori erano in corso e li stavano eseguendo due imprese del Sud, esattamente l'impresa Bayard di Napoli e l'impresa Melisurgo pugliese. Quindi l'impresa di Bayard si stava occupando della parte tirrenica della rete e l'impresa Melisurgo della parte adriatica. Questi lavori erano in corso, erano cominciati e stavano procedendo con i tempi tipici con i quali si facevano i lavori nel Sud Italia all'epoca, quindi con tempi piuttosto lunghi, ma questo era voluto perché i lavori non dovevano incidere sul bilancio dello Stato, che doveva comunque chiudersi in pareggio. I lavori furono tolti a queste due imprese da Garibaldi e furono assegnati con un decreto del 15 ottobre 1860, che vi potete trovare su internet e scaricare. Ebbene, furono assegnati ad una società che venne costituita per l'occasione e che si chiamava Società Italica Meridionale. E i fondatori di questa società furono due banchieri livornesi, Pietro Adami e Adriano Lemmi, che erano dei pezzi grossi della massoneria, anzi addirittura Adriano Lemmi sarebbe diventato gran maestro della massoneria. Questa società quindi prese anche un finanziamento da Garibaldi, che ovviamente questi soldi li prese dalle casse del Regno delle Due Sicilie, e continuarono i lavori già iniziati. Ma se ci sono gli sciacalli, ci sono gli sciacalli degli sciacalli, nel senso che il Parlamento, il governo italiano, la nuova Italia, non poteva accettare una cosa del genere decisa da Garibaldi. E quindi il Parlamento italiano, nel settembre del 1862, anzi nell'agosto del 1862, tolse questi lavori alla società livornese e li assegnò ad un'altra società che non era ancora stata costituita, che venne appunto costituita il 18 settembre del 1862, quindi addirittura un mese dopo la delibera del Parlamento. Questa società era una società che aveva un capitale interamente settentrionale. Il capitale di 100 milioni di questa società era costituito da 3 banche milanesi e una banca torinese. Poi, quando ne parleremo, entreremo più nei dettagli. Quindi il Sud come venne trattato? Venne trattato come una terra conquistata, perché le imprese del Sud non vennero autorizzate a continuare i lavori che stavano facendo e vennero sostituite da imprese del Nord. Questo è un fatto molto grave da un punto di vista economico, perché significa che un'impresa del Nord venne a fare profitti nel Sud e a portarseli al Nord. Quando un'impresa di un territorio va a fare lavori in un altro territorio, è sempre un danno per il territorio nel quale vengono fatti questi lavori, perché la parte importante del reddito prodotto da questa attività è il profitto, e il profitto i proprietari della società se lo portano sempre dove abitano. Quindi in questo caso venne effettuato questo tipo di operazione. La società che venne a fare questi lavori al Sud era una società istituita per l'occasione, tra l'altro, con capitale interamente del Nord. Questo episodio rappresenta il primo grande scandalo dell'Italia Unita, e ne parleremo anche da questo punto di vista, e rappresenta anche il primo caso di conflitto di interessi, il primo enorme caso di conflitto di interessi, perché questa nuova società aveva come amministratore delegato Ricasoli, che era stato presidente del Consiglio fino a pochi giorni prima, e aveva come
come amministratore addirittura, anzi no, aveva come presidente Ricasoli e come amministratore aveva Bastoggi, cioè il ministro dei lavori pubblici. Insomma, poi entreremo nei dettagli. Altri episodi si susseguono adesso a ritmo incessante. Subito dopo, nel 1863, vengono venduti i terreni demaniali. La vendita dei terreni demaniali è un danno enorme per il Mezzogiorno, perché questi terreni erano sostanzialmente solamente nel sud. Fruttarono 300 milioni questi terreni e che non furono reinvestiti nel sud, furono utilizzati per tappare la falla dell'economia italiana, che in quel momento correva addirittura verso la bancarotta. Poi nel 1866 c'è stata la famigerata legge sul corso forzoso. La vedremo bene, ne leggeremo gli articoli e esamineremo il meccanismo perverso, con il quale questa legge consentiva alla Banca Nazionale Torinese di mettere le mani sulle monete d'oro e d'argento del Banco di Napoli. Quindi con questa legge si consentì il trasferimento delle monete in metallo prezioso dal Banco di Napoli alle casse della Banca Nazionale Torinese. Subito dopo, nel 1867, furono messi in vendita i beni ecclesiastici, o per meglio dire i terreni ecclesiastici, perché il grosso del patrimonio era costituito proprio dai terreni. E questi terreni ecclesiastici erano quasi esclusivamente nel sud Italia. In tutta Italia c'erano 3 milioni di ettari di terreni ecclesiastici, dei quali 2 milioni e mezzo nel sud. 500.000 ettari erano distribuiti in tutto il resto dell'Italia. Quindi questi terreni ecclesiastici rappresentavano un grande patrimonio esistente nel sud Italia e invece vennero utilizzati per fare lavori e opere nel resto dell'Italia. Questi soldi vennero utilizzati per iniziare lo sventramento di Firenze e per iniziare lo sventramento di Roma. Poi, poco dopo, c'è un'altra legge famigerata, che è quella del 1887, con la quale si istituiscono i dazi doganali. Questa legge fu voluta dagli imprenditori industriali del nord-ovest, dal famoso comitato d'affari del nord-ovest, perché con questa legge vennero messi dei dazi doganali enormi sui prodotti industriali provenienti dall'estero, i quali erano sostanzialmente provenienti dalla Francia. Perché all'epoca non è come oggi che c'è il villaggio globale, all'epoca si importava e si esportava dai paesi confinanti. Quindi l'Italia importava ed esportava dalla Francia e dall'Austria e poi ovviamente dall'Inghilterra, che era l'impero mondiale. Perché questa legge danneggia enormemente il sud? Perché la Francia ovviamente fa le sue ritorsioni e mette dei dazi doganali altrettanto alti sui prodotti che importava dall'Italia, che erano in prevalenza i prodotti agricoli del sud. Quindi il governo italiano con questa legge garantisce agli industriali del nord-ovest di avere un mercato unico, tutto a loro disposizione, si crea quindi un'economia chiusa, e però danneggia enormemente l'agricoltura del sud. Questa legge doveva durare pochi anni e poi in realtà i dazi doganali non sono mai più stati tolti. Il fascismo li tolse, ma poi fu costretto a rimetterli dopo un paio di anni e in realtà sono spariti solo con la seconda guerra mondiale. Su questo fenomeno, su questa legge, sui danni che questa legge ha provocato al sud Italia, ha scritto un libro importantissimo l'economista leccese Antonio De Viti De Marco. Il libro è stato scritto nel 1905 e si chiama Il Mezzogiorno, colonia di sfruttamento degli industriali settentrionali, dove per industriali settentrionali si intende ovviamente questo comitato di industriali che fa capo al nostro nord-ovest, al nascente triangolo industriale, perché nel nord-est all'epoca non c'era ancora una vera e propria
economia industriale. Le poche industrie che c'erano erano 2 o 3, ma erano industriali che non avevano intenzione di sfruttare proprio nessuno. Quindi questa legge è una legge estremamente dannosa per il Sud Italia, e quando questa legge comincia ad avere i suoi effetti, comincia la vera disoccupazione nel Sud e comincia il vero esodo dei meridionali, l'immigrazione meridionale. Ora, a questo punto, a proposito dell'immigrazione, un altro dato che ha estremamente danneggiato il Sud Italia è stato proprio il modo in cui sono state utilizzate le rimesse degli emigranti. Queste rimesse venivano, come è logico, da emigranti del nord e del sud. Ma non è questo il punto. Il punto è come sono state utilizzate. Queste rimesse arrivavano o attraverso bonifici bancari internazionali o attraverso bollettini postali internazionali. Il denaro che arrivava attraverso i bonifici veniva intercettato e poi investito sui buoni speciali del tesoro. I buoni speciali del tesoro erano buoni appunto speciali, istituiti con la speciale destinazione di finanziare l'industria nascente italiana, cioè l'industria del triangolo industriale. I soldi invece inviati attraverso i bollettini postali andavano a costituire poi il capitale della Cassa Depositi e Prestiti, che faceva i prestiti ai comuni per piccole opere pubbliche, specialmente per opere destinate alla scuola. Quindi i comuni che si potevano indebitare all'epoca erano sostanzialmente i comuni del nord. Quindi questi soldi che arrivavano venivano tutti quanti in qualche modo destinati a attività che riguardavano il sud. E non è vero che gli emigrati erano prevalentemente del sud, anzi, esattamente per il contrario, il che dimostra appunto che l'economia del nord all'epoca era abbastanza poco progredita. Quando finisce il primo grande momento dell'emigrazione italiana, ovvero sia quando finisce l'emigrazione storica, che è iniziata nel 1850 e finisce nel 1914 con la prima guerra mondiale, ebbene gli emigrati italiani sono 15 milioni e 400 mila. Quindi dal 1850 al 1914 emigrano 15 milioni e 400 mila italiani. Così suddivisi: 7 milioni 250 il nord, 6 milioni il sud e poi il resto 1,5 milioni, anzi 2 milioni e 100 il centro. Quindi, come si vede, gli emigrati del nord erano molto più numerosi degli emigrati del sud, perché la miseria, la disoccupazione del sud avanzano poco per volta, mentre invece nel nord già c'erano nel 1860. E addirittura la regione che ha dato il maggior numero di emigranti è proprio il Piemonte, 1,5 milioni. Poi di questo parleremo, citerò le fonti, leggerò i testi che parlano di tutto questo. Quindi non è il fatto che i soldi degli emigranti venivano dal sud, i soldi degli emigranti venivano per metà dal nord e per metà dal sud. È il modo in cui sono stati utilizzati che è ingiusto. Poi abbiamo detto che si arriva alla prima guerra mondiale. Prima della prima guerra mondiale c'è un altro episodio che rappresenta un grande trasferimento di ricchezza dal sud al nord, ed è il risanamento di Napoli. Il risanamento di Napoli viene fatto da 9 imprese, le imprese che lavorano sono 9, così suddivise: 5 di Torino, 2 di Roma, una veneta ed una genovese ed una ligure. Quindi imprese del nord, a parte 2 di Roma, imprese del nord vengono a fare profitto e a portarsi questo profitto al nord con il risanamento di Napoli, che quindi è stata una grossa operazione di speculazione sulla pelle del popolo napoletano. Ne parleremo. Abbiamo detto la prima guerra mondiale. Con la prima guerra mondiale questo comitato di affari delle imprese del nord-ovest in qualche modo riesce a prendere il controllo del governo con uomini suoi. Poi vedremo come succede e quali sono
i passaggi che portano a questa conclusione. E quindi finalmente questi signori possono fare quello che sognavano di fare sin dal 1860, cioè stroncare la concorrenza dell'industria meridionale. È un fatto noto, lo trovate scritto anche nei libri di storia convenzionale, lo trovate scritto addirittura anche sulle enciclopedie che avete a casa, che la maggior parte delle commesse nella Prima Guerra Mondiale sono andate a imprese del nord-ovest. Le imprese che ne hanno giovato di più sono state l'Ansaldo di Genova, l'Orlando di Livorno e la Fiat di Torino. E Torino diventa una città industriale proprio nel corso della Prima Guerra Mondiale. In compenso le imprese del sud vengono estremamente sacrificate e quindi cosa succede? Che dopo la Prima Guerra Mondiale le imprese del nord vengono a fare shopping nel sud e l'Ansaldo finalmente riesce a comprare i mitici cantieri di Castellammare, i cantieri Pattison, per pochi soldi. Le industrie del sud, che dopo la Prima Guerra Mondiale non erano state chiuse, non erano fallite o non avevano dovuto vendere i propri macchinari alle imprese del nord, vengono incredibilmente nazionalizzate. Ci fu un'operazione di nazionalizzazione inverosimile, insensata, che non ha nessun fondamento economico, ha solo un fondamento politico, e con questa operazione vennero azzerate le industrie tessili meridionali. Ne parleremo. Ora, a questo punto abbiamo accennato prima al fatto che il Banco di Napoli in qualche modo aveva costruito una specie di ombrello protettivo nei confronti dell'economia del Sud. Però il Banco di Napoli a questo punto continuava ancora ad esistere. E allora bisognava fare qualcosa per limitare la possibilità del Banco di Napoli di reagire a tutto questo. Andiamo un po' indietro. Nel 1894 fu fatta la riforma del sistema bancario italiano, cioè ci si accorse dopo lo scandalo della Banca Romana che non era possibile che il Ministero dell'Industria, Agricoltura e Commercio vigilasse sul sistema bancario. Un ministero che doveva fare già tante altre cose non aveva un numero di funzionari sufficienti per fare questo tipo di operazione e quindi venne istituita la Banca d'Italia con questo scopo. Però la Banca d'Italia aveva competenza fino al Lazio e alle Marche. Il Banco di Napoli era talmente potente anche politicamente nel 1894 da riuscire a conservare per il Sud la sua totale piena competenza. Quindi in questa famosa riforma in realtà vennero istituiti due enti superiori, la Banca d'Italia per il centro-nord e il Banco di Napoli per il centro-sud. Furono eliminati tutti gli altri enti emittenti, che in tutto erano 6, e rimasero solo questi due. Quindi il Banco di Napoli, stampando le monete e poi prestandole agli altri istituti del Sud, in qualche maniera condizionava l'attività di tutta l'economia meridionale. E quindi questo era un pericolo. Cioè il Banco di Napoli poteva a questo punto trovare delle contromisure. E quindi cosa si fece? Nel 1926 si tolse al Banco di Napoli il diritto di emettere moneta. Quindi da che era una delle due banche più potenti d'Italia, divenne una banca come tutte le altre, addirittura subordinata ai controlli della Banca d'Italia. Questo fu un grave danno per l'economia del Sud, perché il Banco di Napoli non potette più dirigere in qualche maniera le operazioni economiche del Sud Italia. Il Banco di Napoli si era riservato questo compito di ministero ombra dell'economia del Sud e aveva già ampiamente trasformato l'economia del Sud per rispondere alle esigenze dell'economia dell'Italia Unita. Poi vedremo come. A questo punto il Sud era veramente messo in ginocchio, ma non è finita qui. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è la Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno rappresenta la pietra tombale sulle possibilità di ripresa del Sud, perché con questa Cassa per il Mezzogiorno cosa si fa? Si fa una specie di magia. Si gettano dei soldi nel Sud, ma poi questi soldi rimbalzano al Nord. In realtà
ben oltre il 90% delle imprese finanziate sono state del nord. Quindi queste erano imprese che venivano al sud, finanziate con i soldi di tutti gli italiani, quindi per metà con i soldi del sud, venivano al sud, facevano il loro bravo profitto, come abbiamo visto già prima per l'ampliamento della rete ferroviaria del sud, facevano il loro bravo profitto e se lo portavano al nord. Ora la parte importante del reddito di un'impresa è proprio il profitto, perché il profitto poi viene reinvestito e questo profitto veniva reinvestito nel tessuto economico del nord. Ora, su questa truffa della Cassa per il Mezzogiorno e su tutti i meccanismi perversi che hanno rappresentato veramente la fine dell'economia del Sud, lo studioso che ha maggiormente approfondito questo argomento e che lo ha fatto in maniera più puntuale, più precisa e più professionale è sicuramente Anna Maria Pisapia. Quindi io consiglio a tutti quanti voi di leggere il suo libro, che su questo punto è estremamente completo, oppure di recuperare i video che fa su internet per sentire, per capire bene come abbia funzionato questa truffa. Io mi fermo qui perché appunto il tempo è andato piuttosto velocemente, non voglio tediare chi mi ascolta e tutte queste cose, tutti questi argomenti che ho oggi sinteticamente elencato uno dietro l'altro, poi li guarderemo analiticamente a partire dalla prossima volta. Anzi, dalla prossima volta cominceremo proprio da un qualcosa di più generale, cioè vedremo come in realtà non si è trattato di singoli episodi, ma di episodi inseriti in un contesto più ampio, in un'attività più ampia che comprendeva appunto lo sfruttamento delle risorse del Sud a tutti i livelli, anche a livelli molto più bassi, molto più, diciamo così, prosaici, più bassi, più di tutti i giorni. Io mi fermo qui, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e alla settimana prossima.